Buongiorno e ben ritrovati con una nuova pillola di Radio Veneto Agricoltura. Siamo in collegamento con il direttore del consorzio Prosecco Doc, Luca Giavi. Grazie direttore per essere qui con noi oggi. L'abbiamo invitato proprio perché siamo alla vigilia della vendemmia 2020. Il Prosecco è uno dei poli, la locomotiva del vitivinicolo Veneto, e quindi è giusto fare un po' il punto. Ne approfittiamo anche per ricordare che giovedì 6 agosto alle ore 10 sulla piattaforma Zoom c'è l'ormai storico, giunta alla 46esima edizione, focus sulle previsioni vendemmiali nel Veneto, nel Triveneto, poi in tutte le principali regioni vitivinicole italiane, in Francia e in Spagna. In questo modo noi riusciremo ad avere un quadro di come si presenta la vendemmia 2020 nei principali paesi produttivi vitivinicoli europei, Italia, Francia e Spagna. Direttore Giavi, buongiorno, grazie per essere con noi oggi. Il Prosecco è finito sotto i riflettori negli ultimi giorni per la vicenda del Prosecco Rosé. Riusciamo a capire un momentino cosa è successo e di cosa si tratta? Noi abbiamo inoltrato alle autorità competenti, per il tramite della Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, una richiesta di modifica del disciplinare di produzione che introduce la tipologia Rosé, una tipologia che esiste da anni sul nostro territorio, che le nostre aziende inseriscono tra le loro referenze, ma che non poteva fregiarsi della denominazione Prosecco DOC. Ricordiamo che Prosecco dal 2009 non è più una varietà, ma è una denominazione d'origine e pertanto appunto a garanzia del consumatore, che molto spesso veniva indotto in errore quando trovava su una carta dei vini o su uno scaffale una bottiglia di rosé etichettata come Prosecco impropriamente, ora avrà la possibilità di avere la certezza che questo prodotto arrivi da questo territorio e sia ottenuto nel rispetto di un disciplinare di produzione preciso. Il Bene. problema che è stato riscontrato in questi tempi è che sulla pubblicazione del decreto da parte del Ministero sono pervenute delle osservazioni che peraltro sono state ritenute dal Ministero irricevibili, ma nonostante questo è stata l'occasione per avviare un dialogo franco e corretto con gli operatori del Carso, che spero ci consente di arrivare nel giro di qualche anno alla definizione di una tipologia riservata alla provincia di Trieste, che identifica il loro prosecco di tradizione, che appunto in lingua slovena loro chiamano Prosecaro. E poi c'è anche la vicenda Prosec. No, la vicenda Prošek che riguarda la Croazia, e quello anche le autorità comunitarie hanno ampiamente risposto che è una richiesta irricevibile da questo punto di vista. Quella che noi stiamo affrontando è quella del Prosecar, che è questa menzione appunto di Trieste, che riteniamo andremo a risolvere nei prossimi anni con una intensa attività di ricerca e di sperimentazione per meglio delineare i profili di questo prodotto, che sarà riservato alla provincia di Trieste. Certo, quindi è necessario fare un po' di chiarezza anche rispetto nei confronti dei consumatori. Quante bottiglie di rosé, Prosecco Rosé, si faranno quest'anno? Noi riteniamo che sulla scorta delle esperienze di altre denominazioni che vedono anche l'utilizzo della denominazione per una produzione rosata in rosé accanto ad una bianca, riteniamo che possa aggirarsi tra il 20% della produzione. Quindi per noi stiamo parlando a regime di un'ottantina di milioni di bottiglie. Quest'anno noi contiamo che si parta gradatamente, potremo attenderci una produzione tra i 20 e i 30 milioni di bottiglie. Ho capito. Direttore, siamo a pochi giorni, manca poco, no? Per ancora un mesetto per partire con la vendemmia del Glera, il vitigno del Prosecco. Come sta il vigneto Glera in questo momento nell'area DOC? Facendo tutti i debiti scongiuri, le condizioni attuali all'interno della denominazione sono sostanzialmente positive, non abbiamo avuto particolari
avvenimenti avversi durante le fasi fin qui svolte. Guardiamo con attenzione al meteo di questi giorni, ma a parte situazioni a macchia di leopardo legate per lo più a fattori contingenti territoriali, nella generalità dell'azione sta presentando una produzione in linea con l'attesa in termini di volumi che dovrebbero essere in grado di soddisfare indicativamente le rese massime previste dai disciplinari. Ricordiamo che la produzione massima per il Prosecco d'Oc è di 180 quintali a ettaro. Riteniamo che quest'anno, anche in considerazione del fatto che il Consorzio ha deciso che i superi di produzione non vengano destinati alla produzione di vino, non avremo particolari superi. La media dei nostri tecnici ci dicono che andrà tra i 160 e i 180 quintali ettaro, con un profilo sia aromatico davvero interessante, e questo è quello che auspichiamo, anche legato alle escursioni termiche delle scorse settimane, che speriamo continuino fino a completa maturazione dell'uva. Sì, direttore, un'ultimissima domanda, poi chiudiamo. Il mercato come sta andando e soprattutto come ha sopportato il periodo del Covid-19? È evidente che anche noi abbiamo risentito del Covid, lo abbiamo risentito in funzione in particolar modo in qualche modo delle difficoltà affrontate dal comparto Horeca e degli operatori, dei nostri operatori che guardano a questo canale di distribuzione. Abbiamo avuto 2 mesi per noi difficili, ma che sono assolutamente tra virgolette in termini percentuali al di sotto della media delle sofferenze registrate da altre denominazioni a maggio e giugno. Già il mese di luglio si è riportato sui volumi registrati nel 2019. Per noi luglio è un mese molto importante perché quello estivo, quello delle vacanze, quello che anticipa un po' i cali di produzione che normalmente si registrano nel mese di agosto con le ferie. Quindi avere un luglio 2020 in linea con il luglio 2019 è una grande speranza per il prossimo quadrimestre. Assolutamente sì, in bocca al lupo per tutto, direttore Luca Giavi del Prosecco Doc. Chiudiamo, ricordo ancora l'appuntamento per giovedì 6 agosto alle ore 10 sulla piattaforma Zoom con Veneto Agricoltura e Regione Veneto, ARPAV, CREA, proprio per dare i primissimi dati sulle previsioni vendemmiali 2020. Un saluto a tutti e un arrivederci alla prossima occasione. A tutti, grazie.